Ciao, buongiorno. Allora, oggi di nuovo sci alpinismo. Visto che ha nevicato, c'è un po' di neve, ma le condizioni della neve sul lato valanghe sono un po' critiche. Abbiamo deciso di venire in una zona tranquilla dove di solito si viene appunto quando ci sono queste condizioni, e c'è la valle sopra Ugovizza, dove ci sono le classiche Cimabella, Monte Cocco. Però invece di andare dove probabilmente è già stato tutto arato, cerchiamo un po' di fortuna verso il rifugio Nordio, e quindi o lo Starand o l'Osternig o il Sagran. Intanto andiamo al rifugio Nordio e poi lì vediamo se, no, anzi quasi sicuramente proseguiremo verso Sella di Lom, e poi un po' in base alle tracce che vediamo decidiamo dove andare. C'è un po' di gente anche qui, abbiamo incontrato già diversi sci alpinisti e molti ciaspolatori, però almeno così a sensazione, già da vedere dal parcheggio, comunque c'è meno gente su questa salita rispetto che alla classicissima Monte Cocco. In 2 orette circa siamo arrivati. Questa è la prima cima del monte Sagran, è gran visuale a 360 gradi. Vabbè, adesso c'è giusto una nuvola proprio qua davanti, ma gran visione su tutte le montagne della zona Val Canale, Canal del Ferro, Austria, e poi lo sguardo spazia fino alle Dolomiti e invece verso est Caravanche e via avanti. È veramente molto ma molto bello, tra l'altro condizioni dell'innevamento super, tantissima neve, ancora farinosa, anche dove batte il sole non è assolutamente pesante, quindi stamattina non sapevamo dove andare. Alla fine devo dire che quest'anno siamo molto bravi a trovarci le giuste gite. Allora, qui abbiamo Cimabella e Monte Cocco con la classica sci alpinistica qui lungo il pistone, e sotto Valuqua. Adesso qui c'è tutta la catena del Montasio, poi purtroppo c'è un po' di nuvoloso, ma insomma zona Lussari e dopo Jalovec e confine con la Slovenia. Da questa parte c'è l'Osternig, altra meta interessante, prima o dopo sarà da fare anche quella. Da questa parte invece tutti i monti dell'Austria col Poludnig, anche questo deve essere bello, però dall'Italia è molto lungo da salire, meglio andare dall'Austria. E poi qui Alpi Carniche, Gartener Koffel, Cavallo, Alp e poi giù l'Antelao, laggiù in fondo. Ora in teoria scendiamo di qua, andiamo anche sullo Starand e poi cerchiamo di scendere per un pendio che abbiamo visto prima dalla Sella di Lom e poi rientriamo per il Nordio. Adesso paninetto, 2 foto e si va con la prima discesa. Buona, buona. Qua c'è un buco.
Eccoci qua, arrivati anche sullo Starand. Anche da qui panorama davvero notevole su tutta l'Austria qua, tutta la valle, molto bello. Qui è dove eravamo prima e dopo, beh, solito come prima, Cimabella, Alpi Giulie. Gran bel panorama, ne valeva la pena di ripellare, siamo stati circa 20 minuti. Ora ci sarebbe un'interessante via di discesa da questa parte, però c'è una bellissima bocca di balena che non invita a intraprendere questo canale, quindi probabilmente, no, anzi di sicuro riscendiamo da questa parte, poi riprendiamo i pendii e andiamo giù per il bosco. Gita davvero incredibile, cioè il posto veramente bello. Chiaramente l'innevamento fa una grossa parte perché gli alberi sono carichi di neve, c'è una neve bellissima sia da sciare ma anche da pellare, è un piacere salire su neve così bella, è una zona veramente interessantissima. Io conoscevo solo Cocco e Cimabella, però effettivamente questo giro qua, Starand e Sagran e anche probabilmente l'Osternig da nord, che adesso vediamo tutta la parete di discesa, sono delle gite molto belle da fare con condizioni buone e dove c'è mediamente un po' di meno gente rispetto a Cocco e Cimabella, dove o si viene tanto presto altrimenti si è in coda per salire praticamente. Quindi ora vediamo com'è questa discesa da questa parte e ci attende una birretta giù al Nordio, quindi ci vestiamo, via le pelli e partiamo. Sì, sì. Bellissimo questo. Bellissimo. Over. Porca troia. Credo sia una delle migliori che abbia mai sciato. Sì, sì. Quest'anno sì. Meglio anche del Chiadin. Che facevano così. Un pianoro. No.
Boh, e allora giù, godersi queste due curve. C'era quel ramo che era utile per dire lo stesso, ma poi dava fastidio. Salto! Bene, dopo la discesa e la birretta al Nordio siamo tornati giù alla macchina. Come hai visto, la sciata è una schifezza, una cosa proprio veramente sconsiglio a tutti di fare queste due cime. Andate tutti sul Cocco e Cimabella, che la miglior neve è tutta là. Qui veramente non venite, perché ci tornerò solo io a provarlo un'altra volta per vedere se effettivamente fa proprio così schifo. Oggi ha fatto veramente schifo, quindi assolutamente non venite qui. Quindi sotto in descrizione comunque ti lascio la traccia del giro se sei interessato a questo, e per cui come al solito ti ricordo, guarda sotto, lascerò anche qualcosa di altre zone e anche un video che ho girato proprio sulla Cimabella l'anno scorso mi pare. Io come al solito ti ringrazio per avermi seguito e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao, a presto! Very Ravanage.